Governatore Fedriga, lei oggi è ospite dell'evento Raccontare l'Eccellenza promosso da ANSA alla Sissa e ha parlato dell'importanza di coniugare privato e pubblico per promuovere l'eccellenza. Sì, è fondamentale che il pubblico non deve sostituirsi al privato, il pubblico deve agevolare le eccellenze a potersi sviluppare, a insediarsi in Friuli Venezia Giulia e a creare quindi ulteriore sviluppo in Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo in Sissa con l'eccellenza della ricerca, una ricerca anche applicata, che può veramente trovare grandi risultati a livello internazionale, ma penso alle imprese. Oggi c'era da Danieli a Illy a Nonino, che sono delle eccellenze enogastronomiche, alle eccellenze ovviamente della produzione come Danieli, ma penso al porto di Trieste, ma penso a tutto il sociale. Ho citato la Fondazione Bambini Autismo di Pordenone, che è un'eccellenza del sociale e anche nella ricerca su un problema che coinvolgerà purtroppo sempre più cittadini a cui dobbiamo dare risposta. Quindi la Regione cosa deve fare? La Regione deve mettere, ovviamente cercare anche di agevolare dal punto di vista fiscale ad investire e creare eccellenza in Friuli Venezia Giulia, dall'altro a togliere il più possibile i lacci e lacciuoli burocratici per permettere che gli investimenti possano occuparsi del business core e non invece del come devo rapportarmi con il pubblico, che è quello uno sperpero di risorse e di energie. Lei ha parlato anche di un intervento nei confronti del governo per ottenere un maggiore riconoscimento per quanto riguarda la Sissa. Sì, la Sissa ha parametri di meritocrazia enormi, la ricerca funziona molto bene, però dopo ci sono dei correttivi che non premiano questa meritocrazia. Ho intenzione di far presente al governo questo problema al fine che Sissa, che non è un'eccellenza solo in Friuli Venezia Giulia, è un'eccellenza nazionale e internazionale, venga riconosciute i giusti strumenti per poter far crescere sempre di più queste enormi potenzialità che esistono all'interno di Sissa stessa.